Riposerà qui nel cimitero di Pove del Grappa Dorina Alla, la donna massacrata dal marito lo scorso 18 aprile. Il suo corpo sarà sepolto ai piedi del Grappa. Rimarrà per sempre in questo paese che l'ha saputa accogliere, ma che nulla ha potuto fare per salvarla da quel delitto efferato che si è consumato tra le mura domestiche. Il funerale della mamma 38enne di Pove è stato fissato per martedì prossimo alle 11 nel cimitero. La sorella che gli abitava vicino ha espresso subito, come con il sindaco, il desiderio e la richiesta di poterlo seppellire qui. C'è una bella delegazione di amici e parenti che arrivano un po' da tutta Italia, alcuni anche sono famiglie numerose, quindi alcuni dall'Inghilterra, un'altra sorella, altri dall'Albania hanno fatto la quarantena e adesso martedì ci sarà il funerale di questa povera donna. La comunità di Pove è ancora sconvolta da quanto accaduto. Si pensa ovviamente ai figli di Dorina, 13 e 9 anni, che tutti sperano di rivedere presto a scuola. La comunità ha superato il primo momento di dolore, la gente non ha dormito di notte sentendo questo. Poi il sindaco ha avuto subito l'intuito di fare una sottoscrizione per i ragazzi, stanno rispondendo benissimo e quindi la raccolta ha già superato in 2 giorni e mezzo praticamente oltre 20.000 euro. Però ci stiamo muovendo anche come associazioni e altro, quindi la somma confidiamo che cresca in maniera esponenziale.